All'avvio del convegno la parola va al vicepresidente della Giunta e assessore della programmazione Giuseppe Fasolino, che ricorda che nella finanziaria è stato previsto un investimento di 70 milioni di euro. A seguire gli interventi dell'Authority del Mare di Sardegna Massimo Deiana, che si sofferma sull'esperienza green delle grandi navi da crociera che possono trasportare fino a 5.000 passeggeri, potendo contare su tecnologie sempre più green. Di idrogeno e i vettori verdi nella sperimentazione di una piattaforma di energie rinnovabili promosso dalla Nuova Sardegna e dall'Università di Cagliari parla anche il prorettore all'innovazione Fabrizio Pili. Di ammoniaca verde come vettore dell'idrogeno e combustibile alternativo modello Sardegna hanno invece trattato Domenico Greco, presidente di gestione industriali, e Daniele Basso di HBI Gruppo Italia, sottolineando le grandi opportunità offerte da ammoniaca e idrogeno per lo sviluppo dell'economia circolare nella nostra regione, ma anche in campo nazionale, con un hub nell'area industriale di Macchiareddu. Sì, questo è un evento che rappresenta un'avanguardia dal punto di vista della chimica di innovazione. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo evento con l'imprenditore Greco, sia per l'eccellenza che rappresenta questo imprenditore negli investimenti che sta facendo soprattutto in Sardegna, sia per dare evidenza al fatto che in Sardegna è possibile fare molte cose di qualità collegata al tema dell'innovazione dell'ambiente e dell'innovazione della chimica. Abbiamo lavorato nell'ultimo anno e mezzo dall'acquisizione poi dal gruppo Eni dell'impianto industriale di Macchiareddu e dell'asset logistico appunto per progettare quello che a nostro parere dovrà essere il futuro dei prossimi 20 anni dello stabilimento, anche a servizio poi di tutto il distretto industriale. L'ammoniaca verde, che come sappiamo è il vettore più efficiente per incorporare e trasportare l'idrogeno, potrà essere fondamentalmente sia utilizzata come una componente del mix energetico diciamo del distretto industriale, sia utilizzata come vettore idrogeno e quindi ritrasformata nelle sue componenti di idrogeno e azoto, ovviamente decarbonizzate a servizio anche delle altre aziende del distretto, come dicevamo.